di riposo a San Donà di Piave 4 operatori sociosanitari arrestati per maltrattamenti. Si sono verificati anche casi di violenza sessuale. 45enne di Spinea ricoverata con ferite da arma da taglio all'addome, alla giugulare, indagini a tutto campo dei carabinieri, il compagno denunciato in passato dalle colleghe di lei. Incidente nel pomeriggio lungo la A4 tra Martellago e Spinea, 2 feriti, il bilancio dell'incidente con 3 tamponamenti, coinvolti un furgone e un camion. La Guardia di Finanza ha sequestrato una discarica abusiva a Tessera, erano stati depositati materiali edili, rifiuti ferrosi, elettrodomestici, una denuncia. Il consigliere Gio Formaggio in Consiglio regionale sospeso per 5 giorni il provvedimento di censura votato dall'Assemblea in una seduta a porte chiuse. Azzo Nobel, dopo mesi di tavoli e proteste, raggiunto l'accordo, un passo importante per la salvaguardia dei posti di lavoro. Sono 42 i professionisti impiegati nel sito produttivo di Peseggia di Scorzè. Dal 14 marzo a Venezia anche chi ha un cane potrà andare al museo, portarlo con sé grazie ad un nuovo servizio di dog sitting completamente gratuito. TG Venezia, buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Antenna 3, orrore in una casa di riposo, il nostro titolo di apertura, l'apertura dei nostri notiziari. 4 operatori sono stati arrestati per maltrattamenti, c'è anche la violenza sessuale, il servizio di apertura. 4 operatori sociosanitari che prestavano servizio nella casa di riposo monumento ai caduti in guerra di San Donà di Piave sono stati arrestati all'alba dai carabinieri. Sono indagati per concorso in maltrattamenti aggravati a danno degli anziani ospiti della struttura. 2 sono stati portati in carcere, 2 sono gli arresti domiciliari, ma non è tutto. Nell'ambito della stessa indagine, lo scorso novembre i militari avevano eseguito un'ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere nei confronti di un altro indagato, un operatore sociosanitario della stessa struttura, ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata e continuata. Una vicenda che ha visto anche la collaborazione dell'US4 e dell'amministrazione. Noi eravamo a conoscenza delle indagini, abbiamo collaborato con l'autorità e con la direzione della struttura che si era attivata. Chiaramente i nostri controlli sono periodici e continueranno, perché anche questo permette di evidenziare rapidamente eventuali situazioni anomale. La nostra indignazione nei confronti di queste persone che si sono macchiate di questi reati è assolutamente necessaria e auspichiamo insomma che queste persone non abbiano più avere nulla a che fare con persone in situazione di bisogno. Da una parte ci dovranno essere anche delle prese di posizione, delle indagini rivolte dalla stessa azienda nei confronti di responsabili per capire come è potuto accadere. E dall'altra però ci tengo anche a esprimere gratitudine per tutti quegli operatori che ogni giorno con passione e dedizione si prendono cura dei nostri anziani. In ogni caso il Comune si riserverà certo anche di costituirsi parte civile per, tra le altre cose, oltre la sofferenza, anche il danno d'immagine che è stato provocato. Le indagini iniziate lo scorso ottobre hanno visto anche la collaborazione della struttura coinvolta. Tutto è avvenuto a galla con l'operazione di riorganizzazione interna che abbiamo inteso apportare durante l'estate e da lì sono arrivate le prime segnalazioni, i primi sentori. Gli indizi raccolti hanno permesso ai militari di acquisire un solido quadro indiziario a carico degli indagati, anche attraverso file audio e video dei continui maltrattamenti che subivano gli anziani, sia fisici che psicologici. I dipendenti della struttura, coinvolti a vario titolo nell'indagine, sono 9. Donna di 45 anni di Spinea ricoverata a diverse ferite da arma da taglio. Il compagno era stato denunciato in passato dalle colleghe di lei. I tagli inferti con un coltello alla giugulare e all'addome, i più gravi, quelli che avrebbero potuto ucciderla, poi ce ne sono altri un po' in tutto il corpo, tra cui sembra, ma non è confermato dalle forze dell'ordine, pure alla schiena. Il fatto al villaggio dei Fiori a Spinea nella notte tra domenica e lunedì scorso. Lei, 45 anni del posto, ora è ricoverata a Milano dopo un delicatissimo intervento durato ore, sostiene di esserseli procurata da sola, scagionando di fatto il compagno, un 42enne del Padovano.
Tuttavia non sarebbe stato lui a chiamare i soccorsi, bensì i vicini, allertati dalle urla della donna, peraltro conosciuta insieme alla famiglia dal sindaco. Al momento il compagno, già con precedenti di furto nei confronti delle donne, non risulterebbe indagato e non ci sarebbero denunce a suo carico da parte della 45enne. Prestare molta attenzione, quindi essere vigili all'interno dei propri nuclei familiari, perché questa è una testimonianza che a volte certe fragilità di tipo emotive possono entrare in casa e quindi creare delle problematiche veramente importanti. Tuttavia, a denunciare in passato il 42enne di Loreggia, le colleghe di lei la vedevano arrivare al lavoro sempre piena di lividi e con occhi neri dalle percosse subite. E c'era pure un processo in corso, ma poi, con lei tornata a vivere insieme a lui, era decaduto pure il decreto di allontanamento. Ora i carabinieri indagano a tutto campo per capire se si siano trattati effettivamente di atti di autolesionismo o, viste le precedenti violenze subite in casa da parte del compagno della donna e mai denunciate da quest'ultima, si tratti di un tentato femminicidio o, terza ipotesi, se siano state coinvolte altre persone presenti in casa quella notte. Incidente nel pomeriggio lungo la A4 tra i caselli di Martellago e Spinea, direzione Milano, coinvolti un camion, un furgone, 2 i feriti. I vigili del fuoco sono arrivati da Mestre e Mira con 3 automezzi, tra cui un autogru, e 12 operatori hanno messo in sicurezza i mezzi e i conducenti trasferiti in pronto soccorso con l'ambulanza. Ed ora guardate queste immagini, il sequestro da parte della Guardia di Finanza di una discarica abusiva. Siamo a Tessera. Pneumatici, materiale edile ferroso, rottami, elettrodomestici e anche i resti di una roulotte. L'hanno scoperto i baschi verdi della compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza in un'area adibita a deposito di rifiuti a Tessera, poi sequestrata. In un terreno di 10.000 metri quadri erano stati stoccati rifiuti speciali e potenzialmente dannosi per l'ambiente e successivi riscontri sulle banche dati hanno permesso di risalire al proprietario del fondo, che senza alcun contratto l'aveva concesso in uso a un'altra persona. È stata effettuata un'approfondita classificazione dei rifiuti, anche per verificare la possibilità di infiltrazioni di sostanze inquinanti nel terreno, con conseguente contaminazione delle falde acquifere e l'area recintata. La persona che utilizzava il terreno è stata denunciata per violazione delle norme sulla gestione dei rifiuti e la vicenda segnalata al comune per l'avvio delle procedure di bonifica. Il responsabile può essere punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e con un'ammenda che va da 2.600 a 26.000 euro. La sua posizione potrebbe aggravarsi se la discarica fosse stata destinata anche solo in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi. La politica e il voto oggi in assemblea. Gio Formaggio, Fratelli d'Italia, è stato sospeso per 5 giorni. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la proposta di censura del consigliere Gio Formaggio con sospensione di 5 giorni dall'attività dell'Assemblea dopo l'accusa di molestie mossa la settimana scorsa dalla consigliera leghista Milena Cecchetto e il massimo della sanzione prevista. L'annuncio è arrivato dal Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti al termine di una seduta a porte chiuse cui non hanno partecipato né Formaggio né Cecchetto. L'esito della votazione è stato 46 presenti, 41 sì, 2 bianche, 2 astenuti e una nulla. Sulla base di cosa è stata presa la decisione? Perché in fondo era la parola di uno contro l'altro, vale a dire in fase istruttoria, per così dire, come vi siete regolati? Ci sono dichiarazioni rese alla stampa e interviste che spiegano quello che è avvenuto e quello basta per assolutamente ritenere che certe cose non si fanno all'interno di questa istituzione. Quest'Aula non è un tribunale, ha detto Ciambetti. Qui ci occupiamo della dignità dell'istituzione e dei comportamenti che si devono tenere all'interno di questa istituzione. La seduta segreta è prevista dal regolamento del Consiglio regionale quando si tratta di persone per tutelare gli interessati. Era dal 1994 che non si faceva una seduta segreta. La volta scorsa era stata fatta semplicemente per esprimere un parere per i direttori generali delle USL che venivano nominati. Un provvedimento più severo che poteva essere adottato? Sì, nel senso che non c'era. È capitato, visto prima citato. No, nessuno era mai stato sospeso per. No, mai, non era mai successo. La seduta a porte chiuse è durata circa 45 minuti. La votazione ha sostanzialmente ricalcato le prese di posizione di questi giorni, quando la consigliera Cecchetto aveva ricevuto una solidarietà trasversale. Qui è il luogo dove si fanno leggi, si fanno provvedimenti che hanno ricadute per milioni di persone, quindi
goliardia o quello che qualcuno presume sia goliardia o altri tipi di situazioni che creano disagio ad altri colleghi devono essere assolutamente banditi da queste mura. Voto pressoché unanime, ma non mancano i distinguo tra i partiti. Sentiamo. 41 voti a favore, 2 astenuti, 2 schede bianche e un voto nullo. Dopo l'accusa di molestie mossa dalla consigliera Milena Cecchetto, i 5 giorni di sospensione a Gio Formaggio dal Consiglio regionale del Veneto sono stati votati anche dal suo partito, Fratelli d'Italia, ma con una precisazione. Per quanto riguarda l'istituzione, oggi abbiamo mandato un segnale chiaro, che quello dicevo poc'anzi, e per quanto riguarda invece le responsabilità o comunque quanto è accaduto, saranno le sedi opportune, gli interessati che accerteranno, verificheranno se nel caso questi fatti. Quindi io credo che il nostro dovere oggi era quello di ribadire la tutela, il valore del patrimonio delle istituzioni e il resto ci penserà qualcun altro. Dall'altra parte l'intergruppo consiliare Lega Lista Zaia, a cui appartiene Milena Cecchetto, si è stretto subito attorno alla collega. Io credo che sia una sanzione giusta, perché quello che è successo, a prescindere da come viene chiamato il gesto, è sicuramente stato molto grave e penso non ci fossero molte altre opzioni. Oggi Milena Cecchetto non era presente in Consiglio. Quanto è provata da questa vicenda? È molto provata perché è chiaro che si è sentita molto imbarazzata, quindi sicuramente ci vorrà molto tempo perché dimentichi tutto questo. Di una settimana difficile per il Consiglio regionale parla il capogruppo Dem Giacomo Possamai. Vicende come questa, dice, non fanno bene alle istituzioni. È chiaro che non è un'aula di tribunale il Consiglio regionale, quindi le discussioni su quello poi che è accaduto concretamente starà casomai ai tribunali. Dal nostro punto di vista, quindi sul piano politico, è evidente che il tema della violenza sulle donne, dei diritti delle donne va preservato sempre e quindi che il Consiglio regionale non poteva che esprimersi in questa maniera. Un altro distinguo sulla vicenda si trova nella lettura del portavoce delle opposizioni Arturo Lorenzoni. C'è un piano personale su cui l'Aula è assolutamente vicina alla collega e su cui non c'è discussione, non c'è se, non c'è ma. C'è un piano politico in cui effettivamente qualche domanda nasce. Come è nata tutta la questione? A me personalmente non è ancora chiaro, nel senso che mancano alcune informazioni per capire come quella sera la stampa fosse in possesso di queste informazioni e io credo che su questo una risposta nei prossimi giorni sia dovuta. A Zonobel è stato trovato l'accordo dopo mesi di proteste. Vediamo di che cosa si tratta. Salvare il tessuto imprenditoriale e i posti di lavoro attraverso l'avvio di un percorso di reindustrializzazione incentivata. L'accordo siglato a Venezia al tavolo dell'unità di crisi della regione che gestisce la vertenza AkzoNobel con tutte le parti interessate va proprio in questa direzione e accende le speranze di un futuro per il sito di Peseggia di Scorzè dopo la decisione della multinazionale olandese di trasferire la produzione in Svezia. Noi ora attendiamo chi volesse investire con un progetto industriale serio, stabile, perché potrà godere su una continuità produttiva di grande rilevanza, con capacità dei nostri lavoratori e anche con una buona, direi ottima dote che l'azienda multinazionale ha lasciato per chi subentrerà. Soddisfazione anche da parte dei sindacati per l'accoglimento di diversi punti che mettono assieme le condizioni più favorevoli per il possibile arrivo di una nuova azienda. È un accordo importante perché pone delle condizioni a favore dell'azienda che dovesse subentrare particolarmente agevoli e ad esempio per l'assunzione dei dipendenti vengono previsti 50.000 euro per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato. Abbiamo preteso che i macchinari non vengano smantellati per i primi mesi in modo tale che se l'azienda entrante dovesse fare la stessa produzione, allora evidentemente sarebbe un'occasione anche quella di poter avere già dei macchinari che gli permettano di partire subito con delle produzioni di vernici. A Peseggia sono attualmente impiegati 46 dipendenti. Nell'accordo è stato anche previsto un tavolo per la continua e costante verifica dello stato di avanzamento della ricerca dell'acquirente. Ovvio che con questa firma non si è chiuso il cerchio e non è finito ovviamente il nostro lavoro, ma il lavoro da oggi ripartirà per poter monitorare poi eventuali acquirenti o comunque aziende che siano della zona o meno per poter continuare l'attività.
Nel Veneto entra in vigore da questa notte un'ordinanza che chiede ai cittadini di fare di tutto per non sprecare l'acqua. Ovviamente il tema è quello della siccità e di questo tema si occupa anche il sondaggio di Ring di questa sera. Siccità, siete disposti a razionare l'acqua? Sì, 0422 16 26 691, no 0422 16 26 690. Sapete che la telefonata è sempre comunque gratuita. L'esito del sondaggio in onda questa sera a Ring. Ultima notizia, d'ora in poi a Venezia anche chi ha un cane potrà andare al museo. Vediamo perché. Il 56% degli italiani sono proprietari di almeno un cane. Più della metà non vanno più a vedere una mostra, non vanno a visitare una collezione, non vanno a teatro, non vanno al cinema perché non sanno a chi lasciare il proprio cane e non lo vogliono lasciare da solo a casa, in albergo o nel B&B. A Venezia invece dal 14 marzo chi vorrà godersi una visita al museo non sarà più costretto a rinunciare o lasciare solo il proprio cane. I Musei Civici di Venezia offriranno questo servizio di prenotazione di dog sitting che prevede l'appuntamento all'entrata del museo di ognuno dei nostri 11 musei e il visitatore potrà quindi godersi la visita delle nostre collezioni permanenti in totale tranquillità e sicurezza perché il proprio cane sarà custodito da un dog sitter professionista. Questo grazie all'accordo con Bao Advisor, il portale di comunicazione e servizi dedicato al mondo dei cani e dei loro proprietari. A prenotazione effettuata, infatti, gli operatori saranno pronti ad accogliere il visitatore e prendere in consegna l'amico a quattro zampe. È importante ricordare che la prenotazione deve essere fatta con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data richiesta. In 5 minuti arriva la risposta via mail da parte nostra con la conferma della prenotazione e il nome della dog sitter che seguirà il cane. Sono tutti ben accetti, per noi i cani sono tutti meravigliosi, dalla piccola alla media alla grande taglia, anche come Rosa. Siamo alle previsioni del tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi, TG Treviso. Arrivederci. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dall'Italia e torna dunque il tempo stabile anche sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 15 marzo. Sul Veneto sarà decisamente più asciutto con qualche annuvolamento inizialmente ma con significativi spazi di sereno a seguire. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 2 e 5 gradi, massime invece comprese tra gli 11 e i 16 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà da sereno a poco nuvoloso, prevarrà comunque il sole ovunque. Sulla zona montana soffierà vento da nord moderato, bora anche sul Carso e a Trieste. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto il tempo sarà soleggiato, vedete, con addensamenti più consistenti e lungo la cresta di confine saranno possibili anche dei rovesci nevosi. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sui 13-14 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.